Per un mondo senza guerre, dall'Isontino al Friuli centinaia in strada per la Marcia Mondiale della Pace, diritti, non violenza, disarmo, le parole d'ordine. Partita dalla Nuova Zelanda, ha fatto tappa nell'Isontino e in Friuli la Marcia della Pace che si concluderà a gennaio in Argentina. Gabriella Fortuna. In marcia per la pace e la non violenza, dal CIE di Gradisca a Udine attraverso San Giovanni al Natisone e Butrio, dove tanti giovani e non solo hanno aderito all'iniziativa. Perché una marcia della pace? Per portare un messaggio nel mondo. Questa mobilitazione a livello sociale senza precedenti è stata resa possibile grazie alla rete e quindi noi vogliamo che in tutto il mondo arrivi questo messaggio di pace umanitario. Perché no? Mi dica lei per quale motivo non farlo. Noi abbiamo una spesa, economicamente parlando, abbiamo una spesa irraggiungibile che potremmo tranquillamente destinare per esempio alle vaccinazioni, per esempio a migliorare il nostro tenore di vita, per esempio a pagare meno tasse. Una marcia per la pace perché in tutto il mondo e in tutti i 5 continenti è stato deciso questo passaggio e Udine non poteva rimanere senza un segnale di pace. La Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza ha ricevuto il patrocinio di centinaia di comuni, province e regioni. A livello locale gode della collaborazione del comune di Udine e del patrocinio della provincia. C'è bisogno di pace nel mondo? Certo che c'è bisogno di pace nel mondo, c'è tanta diversità nei popoli e fra la gente. Noi per giunta abbiamo fatto la via della pace o la via artica 3 mesi fa, quindi a maggior ragione ci siamo inseriti in questa piccola staffetta, ma è tanto grande come significato. Perché una bandiera della pace? Per portare la pace nel mondo e anche per non aumentare le violenze su tutte le persone. La marcia è partita il 2 ottobre scorso dalla Nuova Zelanda e si concluderà il 2 gennaio in Argentina.